sì, manca di qua, mi fa bene. Piano, piano. Piano, che è qui? Questi sono mandrilli, un attimo, non ho dato mica il via. Ritornate tutti ai vostri posti. Ma che scherziamo qui? Cioè, se giri un attimo già stanno a scopare. Ma fermi! Cazzo, fermi un attimo, no? Calma, cioè, se lei è un po' col pizzetto, capito questo qui? Già stava addosso. Ma voi conoscete? Però potrebbe essere, vabbè. Buonasera. Io mi chiamo Stefano Silvestri, dirigevo un servizio psichiatrico a Roma e sono uno psicoterapeuta e un costellatore familiare. E, diciamo, sono venuto su invito di Francesca a questa cosa molto carina. E come tutte le cose che noi esseri umani facciamo, non sappiamo mai quello che succede. Cioè è la mente che non funziona e che è mente che ci dà sempre delle idee su come dovrebbero andare le cose, ma invece le cose vanno esattamente come vogliono loro. Quindi perdete ogni fiducia, o voi che entrate sul pianeta, perché le cose vanno esattamente come vogliono loro, non come voi le volete. È bello che ci mettate molto impegno, dovrebbe andare così, fate quelle cose un po' mentali che dice attraggo la fortuna, gioco al gratta e vinci, ma va sempre in un altro modo. Quindi appena voi vi rendete conto che questo è il vostro, la nostra situazione di tutti, state già meglio, perché se sapete che non tutto quello che voi volete andrà come voi vi aspettate, già avete il 50% di meno di aspettative e pretese dalla vita e siete già automaticamente benestanti, cioè siete più felici perché dicendo non me l'aspettavo che mi succedesse questo. Poi un'altra cosa interessante che lui ha detto, e mi riallaccio, è detta in un'altra maniera dal punto di vista delle costellazioni familiari, è che tutto quello che noi abbiamo nella nostra vita è il tempo. Non abbiamo mica nient'altro in più, la vita, l'amore, i soldi, no? La livella, cioè, ognuno va sempre sottoterra, quindi non c'è niente. L'unica cosa che noi abbiamo, l'unico vero patrimonio è il tempo, cioè tutto il tempo che abbiamo per fare delle cose. Noi questo tempo non sappiamo quanto durerà, però ce l'abbiamo. E come aveva detto un prete, ma l'avevano detto prima gli antichi, però è tutto un gioco, perché qui il marketing dicono no, ma l'ho detta prima io, no, l'ho detta prima. Chi ha tempo non aspetti tempo, ma è tutto un gioco, lui che poi è un filosofo le sa, che è tutto un gioco di parole, aspettano che uno si dimentichi un po' di cose e un altro dice l'ho detta prima io, vabbè. E poi fanno il marchio, il timbro, copyright. Quindi il tempo. Quindi, come ha detto lui, noi siamo felici qui perché abbiamo questo tempo. E come diceva la mia agopuntrice cinese, diceva siamo vivi e non c'è la guerra, che non è poco, no? Cioè non è poco, cioè siamo vivi e non c'è la guerra. Lei era figlia di una dinastia che poi di medici che poi era stata presa sotto Mao Zedong. Poi uno di questi, il padre, a un certo punto non fece una cosa che voleva Mao Zedong e li deportarono nei campi di concentramento, così, perché le cose avvengono rapidamente. E lei però venne in Europa e riuscì a uscire, venne in Europa e studiò medicina. Però questa siamo vivi e non c'è la guerra già ti dà un'idea che possiamo essere abbastanza contenti. Adesso non lo so com'è in questo momento le cose della guerra, però insomma non ne vorrei nemmeno parlare per non attirarla. Quindi abbiamo questa cosa del tempo. Io mi occupo delle costellazioni familiari e quello che mi sembra carino pensare è di poter mettere in scena qualche cosa per vedere com'è.
le costellazioni familiari sono un metodo ideato da un sacerdote che faceva il volontario in Africa, che si chiamava Bert Hellinger, che è morto alcuni anni fa, e ha raccolto tantissima seguito in tutto il mondo. E lui praticamente diceva che tutte le informazioni sono già presenti nel campo, quindi l'unica cosa che a noi ci serve di fare è aumentare la percezione. Più siamo svegli e più riusciamo a capire come accadono le cose, se c'è l'autovelox, capito? Quelle cose strutturali dell'esistenza, se c'è l'autovelox, se vincerò il totocalcio, se mia moglie mi tradisce, capito? Quelle sono le cose strutturali della vita. Perché poi una delle cose più importanti è che molte volte noi ci prendiamo troppo sul serio e la vita proprio non è proprio una cosa seria, bisogna prenderla un po' sportivamente, no? E tant'è vero che quelli che, da studi scientifici, quelli che la vivono un po' sportivamente vivono più a lungo, non si sa perché. Invece quelli che si sentono così composti nel viverla bene soffrono tremendamente perché vivono delle loro paure. Perché ritornando a un discorso un po' politicizzato, ma io ne faccio poco perché l'ho fatto quando ero piccolo, poi ho deciso va bene, grazie. Tutto quello che è un modo di controllo della popolazione avviene attraverso la paura. E cosa non c'è di meglio di una psicopandemia? Ovvero di riuscire a creare delle emozioni nelle persone che debilitano il sistema immunitario. Io ai miei pazienti gli raccontavo delle cose che ogni volta che facevano delle litigate, gli urli, facevano cose gravi in famiglia, strillavano, eccetera, mediamente accorciavano la loro vita di 3-6 mesi. Oh, funzionava meglio che i farmaci. Oh, funzionava meglio perché io cazzo 3 mesi in meno, io li dico 2 volte al giorno, facciamo un conto, lei non, a 60 anni non ci arriva, sa? Mi dice, ma dottore è così, guardi, le faccio vedere le ricerche americane. Quindi perché? Perché con una litigata noi spingiamo molto sull'adrenalina, noi spingiamo molto sul cardiocircolatorio, aumentiamo la pressione, per certe persone che hanno una familiarità aumentiamo il rischio di ictus e quindi ma perché rovinasse la vita? Uno, ma no, io tengo la mia salute e in qualche modo tenendo la mia salute cerco di arrabbiarmi di meno e per arrabbiarsi di meno bisogna non prendere le cose troppo sul serio, prenderle molto, è capitato questo, la nonna si è buttata dal balcone, vabbè, sarebbe successo prima o poi, no? E quindi non rimanere troppo attaccati alle cose così, prenderla con filosofia. Io avevo una mia collega che è stata per un periodo primario da me, poi non so che fine ha fatto, che lei la mattina c'aveva nella cantina di un palazzone, tanti gattini senza padrone, 44 gatti, no, quella è un'altra cosa. Nella cantina di questo palazzo lei si era fatta una sorta di mini palestra, poi si era messo uno schermo e lei che si svegliava alle 5 del mattino andava a fare la palestra perché era una che doveva essere perfetta eccetera e si vedeva tutti i film di Totò, di tutti questi comici, di Macario eccetera, eccetera, o anche quelli e rideva perché ridere aiuta. Avete visto, hanno fatto anche lo yoga della risata, che non so che devono ridere con lo yoga, comunque vabbè. Però ridono pure quelli dello yoga, non si sa che cosa. E poi questi, il cuore fa bene, eccetera, eccetera. Insomma, adesso lo sanno quelli dello yoga della risata. Voi andate da quelli dello yoga della risata e vi siete perché? Sono lui, ecco, già, eccoli qua. Poi lo chiedete a loro vengono, vi spiegano perché. Comunque, ecco. Quindi il primo suggerimento è non prendersi troppo sul serio, perché la vita non è una cosa seria. Il secondo suggerimento è non arrabbiarsi inutilmente. Il terzo suggerimento è non credere alle paure indotte dei mass media. Adesso c'è una grande occasione. Cambiano il decoder per l'ennesima volta e a questo punto siamo a posto, perché
non li compriamo questi decoder, io non lo compro già dall'80, quindi, e abbiamo questi schermi che dice ma che è il nonno, le nipoti mi dicono ma che è quella, boh, non lo so, una cosa lì, prima o poi la butterò, capito? Adesso è una grande occasione, perché loro, però se ci fosse uno schermo, io vi spiegherei, c'è una lavagna, vi spiego una cosa interessante di neurologia. Allora, quando noi vedevamo la TV, calcolate che io insegno anche in un paio di università, però insegno delle cazzate fortissime, che allora viene tanta gente, insegno a Urbino e alla Sapienza, ma e vengono tanti, ma dicono andiamoci a fare 4 risate con quello, perché non è che ti insegno delle cose, dico cazzate, però purtroppo sono tutte verificate. Quando noi abbiamo la TV degli anni 60, noi guardavamo, facciamo un occhio, però non è il terzo occhio così, guardavamo la TV e quello che succedeva è che in un secondo tutte le informazioni della televisione venivano viste dal nostro occhio e quindi anche dal nostro cervello, in un secondo, in una frazione di secondo. Perché? Perché la televisione è composta di pixel, no? Giallo, rosso e blu, che sono i 3 colori di base. A quei tempi c'era addirittura il bianco e nero, non ne parliamo. E era facilissimo subito registrare. Quando è arrivato il colore, per ogni millimetro quadrato sono stati messi 1 milione di pixel. Sapete che significa mettere 1 milione di pixel? Che questa immagine noi la vediamo normale, ma dietro non sappiamo già più che c'è. Quando siamo arrivati nel 2000, sono diventati, con tutti i decoder cambiati, 1 miliardo di pixel. Quindi noi dentro l'immagine, noi vediamo Paperino, Pluto, tutta questa roba qua, ma non vediamo niente. Che cosa fa il nostro cervello? Fa quello che si chiama un editing. Che cos'è un editing? Significa che lui non ce la fa. Adesso siamo oltre i 100 miliardi di pixel. Che cosa fa? Il nostro cervello è la macchina più potente, almeno su questo pianeta, di decodificazione dell'informazione. Il nostro cervello, l'informazione entra, arriva nel cervello, viene portata alla coscienza e viene portata nella classificazione, quindi nell'inconscio. Con tutti questi pixel che stanno qui, quello che succede è che noi dobbiamo, guardando un'immagine, fare una prima foto alla parte alta dell'immagine, poi alla parte più sotto, poi alla parte più sotto, poi alla parte più sotto e alla fine abbiamo tutta l'immagine. Dobbiamo fare un editing. Sapete che significa fare un editing? Significa che il nostro cervello lavora tantissimo a decodificare delle immagini che non riconosce, per poi crearne una riconosciuta. Questo è il motivo perché stiamo andando verso la super HD, la super definizione. Perché in questo modo il nostro cervello si stanca tantissimo. Avete visto che se vedete un film dopo un po' avete sonnolenza, ma non è l'effetto melatonina del coso, è perché il vostro cervello, per vedere queste immagini di alta definizione, deve lavorare tantissimo in una sorta di editing. E l'obiettivo è portare sempre di più le persone verso questi strumenti. Allora, non so perché siamo arrivati su questo, ma ringraziando Dio adesso hanno fatto un nuovo decoder e quindi siamo salvi, basta non comprarlo, anche perché io sto ancora con quello dell'80, quindi praticamente dovrei fare una serie di aggiornamenti che mi costa quanto la Banca d'Italia, quindi non va bene. E questa è una informazione importante. Un'altra informazione importante è la musica dal vivo, perché è una cosa importante. La musica dal vivo è la cosa più importante che noi abbiamo, perché entra in tutti i nostri organi. La musica digitale invece è il prodotto di rumori
che il nostro cervello, sempre col solito sistema di editing, ovvero di editare, come fosse un libro, di editare un'informazione, li sente come una colonna sonora di Morricone o quello che sia. Adesso non so come si chiamano quelli da adesso. Quindi la cosa più importante, se vi capita, andate a sentire gente che suona veramente con gli strumenti reali e non andate a sentire... E questo che cosa vi riporta? Vi riporta in relazione con la vostra anima. Perché? Perché state vedendo cose che percepite realmente con i vostri occhi e state ascoltando cose che sentite realmente con le vostre orecchie. Perché l'obiettivo è che noi ci dobbiamo trasformare in qualcosa di super veloce e super alieno. Passiamo sicuramente dal carbonio al silicio. Dobbiamo diventare mezzi computer, no? E in questo senso il nostro sentire profondo, e qui torniamo alle costellazioni, il nostro sentire profondo, ovvero il nostro sentire dell'anima, non conta più. Invece l'unica cosa che funziona è il nostro sentire dell'anima. Loro potranno fare tutto. C'è un film che vi consiglio che si chiama Cloud Atlas. È un film strano perché è fatto a spezzoni, ma parla della storia di questa civiltà, dell'umanità, dall'inizio dell'età della pietra fino all'età più avanti. Cloud, è scritto cloud, tipo nuvola, Atlas. E c'è una storia finale che a un certo punto tutti quelli che sono dissidenti, che sono pochi, in un mondo ormai totalmente tecnologizzato in cui è tipo il 3200, decidono di fare un'azione di guerra e cercano di occupare un posto. Naturalmente in pochi secondi vengono spazzati via dalle forze, istituzionali. E a un certo punto se ne salvano pochi, però loro salvano una donna che era una delle animatrici di questa rivolta contro le macchine, e c'è uno psichiatra che gli dice: scusa, ma voi sapevate che non ce l'aveste fatta? Voi sapevate che non potevate vincere con tutta la tecnologia che ci abbiamo noi? Ma perché avete fatto questo? E quella gli risponde, mi commuovo ancora, perché voi vi sareste dovuti fare la domanda: perché avete lottato per questo? E quello dice: per la libertà. Sì. Andatelo a vedere questo film, è particolare, è molto particolare. Quindi quello che io vi volevo proporre è il movimento dell'anima, le costellazioni. Quindi tutto quello che noi sentiamo con la nostra anima è la cosa più importante che esista. E quindi esisteranno dei sistemi di controllo che ci scannerizzeranno, pure se ci mettono i microchip ci scannerizeranno tutto, gli ormoni, tutto, benissimo. Ma il nostro sentire dell'anima non ce la possono fare a sentirlo profondamente. Questa è la nostra nicchia di sicurezza, che tutto quello che noi sentiamo da dentro è vero, perché è vero per noi, perché noi siamo una parte dell'universo e siamo anime dell'universo scese qui per manifestare quello che è il nostro intento, portare più consapevolezza in questo posto. Calcolate che solo 5 miliardi di anni fa qui c'era soltanto in questa zona dell'universo pulviscolo atmosferico. Solo 100 milioni di anni fa c'erano degli esseri che erano simili agli uomini, poi dice che sono arrivati gli Anunnaki, gli extraterrestri, hanno modificato, e poi vai a vedere tutte queste cose. E ci sono ricerche di Zaccaria Sitchin che dicono di questo. Però l'obiettivo è portare la consapevolezza dell'universo come anime che esplorano l'universo. Per conto di chi? Per conto di noi stessi. Vediamo come funziona qui sulla Terra. Certo,
sulla Terra stiamo ancora in terza dimensione, è il pianeta dei buoni e dei cattivi, da maestra e da lavagna. Che dobbiamo fare? Purtroppo è così, stiamo ancora così. E il sistema, quelli che si sentono parte del sistema dicono beh, però in fondo noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, quelli dall'altra parte dicono no, i cattivi sono loro, noi siamo i buoni. Posso dirla alla romana, due coglioni, guarda, se ne può più. Tutta la vita a cercare dei buoni e tutta la vita a cercare dei cattivi. Mamma mia, che coglioni, cioè non si può fare. E quindi potremmo fare una costellazione. Le costellazioni funzionano così. Bert Hellinger l'aveva scoperto con gli Zulu. Gli Zulu non erano mai stati in contatto con la civiltà, e questo già non è da poco, cioè se l'hanno voluto della loro testa o gli è capitato, però non è che poi è andata male. E gli Zulu si riunivano in cerchio e creavano un ballo. Poi uno diceva io mi sento il rinoceronte, quell'altro diceva io mi sento la zebra, e mettevano in scena delle sceneggiate, facevano un po' un teatrino, quello che facevamo noi nel Medioevo, che c'erano i cantori della canzone Doc e Doille, no? I menestrelli che andavano in giro, no? Metastasio, tutti quelli col teatro, no? Perché tutto il teatro della Magna Grecia? Perché tutte queste rappresentazioni della Magna Grecia muovevano delle emozioni che erano catartiche, così non c'avevamo questi che facevano omicidi, perché li vedevano sul palcoscenico, si purificavano e gli dicevano vabbè, non mi è capitata questa storia qua, non so. E questa, la funzione del teatro è una funzione catarchica, in cui uno vive quelle emozioni, ci si proietta dentro e poi alla fine magari non fa le cose brutte. Comunque, ritornando agli Zulu, gli Zulu stavano lì e vedevano che praticamente c'era, loro sono degli animisti, quindi loro dicono che c'è una grande anima, l'anima universale, che li come si dice, non li possiede, perché sennò cominciamo Padre Amot, quello lì, la possessione, tutto quel file lì di quelli, l'esorcizio, l'esorcista, cioè tutti quei file lì che è un altro gruppo insomma, no, non lo so, vabbè, adesso non si possono dare definizioni, ognuno segue, cioè chi gli piace la Roma, chi gli piace l'esorcista, capito? È tutta una situazione così drammatica in di per se stessa, capito? Lo capisci da te. E quindi questi esorcisti, questi Zulu, ogni tanto mi confondo, questi Zulu praticamente vedevano quello che accadeva nel muoversi del campo e da lì rintracciavano delle idee su quello che sarebbe capitato al villaggio. Uno dei problemi dell'umanità è proprio perché tutti vanno a fare l'oroscopo, quell'altro, cioè quello lì che ha sempre capelli, quello con i capelli, tutti che fanno l'oroscopo. Perché? Perché noi cerchiamo sempre di avere una forma di predittività sulla realtà, cioè cerchiamo di capire che potrebbe succedere. È un sistema di decodificazione della realtà. Allora c'è quello che va con lo sciamano, quell'altro che gioca le carte, quell'altro che va all'Enalotto, ognuno ha le sue cose, e su questo la cosa più importante su cui io vorrei parlare è che queste costellazioni è un modo per capire quello che accadrà. E allora stasera noi ci facciamo una bella costellazione su quello che è la situazione dell'Europa. Oppure vogliamo fare una costellazione sul rapporto madre-figlio? Il rapporto madre-figlio non è male, Volete l'Europa? Per prima facciamo madre-figlio? Allora prendiamo la signora che fa la mamma, via, passi per di là e lui fa il figlio. Sì, bene. Allora, questa è una mamma, guardate queste informazioni. Allora, la cosa importante nelle costellazioni è che le persone che fanno la costellazione familiare non devono metterci niente di loro. Lei non deve pensare una mamma
come dovrebbe essere. No, noi non ce ne frega niente. Lei sta solo qui, presta il suo corpo a fare la mamma di questo signore che presta il suo corpo a fare il figlio. E adesso in silenzio vediamo com'è. Non sappiamo se è quella giusta o no, e non sappiamo nemmeno di chi è questa relazione, com'è questa relazione tra questa madre e questo figlio. Però improvvisamente guardiamo una cosa. Una madre, non riprendete, un figlio può stare senza, cioè un figlio è la madre, questo è un figlio che guarda sua madre. Ci siamo? Fermi, non partite ancora. Ma manca qualcosa? Ah, ecco, no, perché sono stato in un'altra conferenza, ho detto no, come no? Cioè, e il padre, sarà che il padre era assente, ma non lo so, però già nella concezione, quando uno guarda un rapporto tra una madre e un figlio, il padre è già periferico, no? E prendo il signore che viene a fare il padre, che gli fa bene. È già andato a comprare le sigarette, infatti è così. E stasera ci divertiamo un po', perché se no... Papà, aspetta, vediamo come va a finire qui. Prego. Allora, guarda, venga qua, per di qua, vieni che vicino alla moglie. Adesso io li metto così. E adesso vediamo com'è questa relazione, prima fra questa coppia e poi con questo bambino, uomo adulto. E gli dico, voi vi uscite da voi stessi, seguite il movimento. Questa è la prima immagine che noi abbiamo. Guardate che attori perfetti che sono, perché adesso che cosa succederà? Che il campo morfogenetico, perché poi c'è stato un biologo molecolare inglese che si chiama Rupert Sheldrake, che ha sviluppato tutta una teoria che tutte le informazioni sono già presenti nel campo, prima ancora che il campo si manifesti. Esempio, nella seme della quercia c'è già la quercia nel divenire. Vediamo qua. Seguite il movimento. Niente, voi dovete stare lì, poi a un certo punto se vi serve di fare un passo avanti lo fate, se no no, dovete stare solo tranquilli. E vedrete che già date vita a uno spettacolo. Fermi così. Avete visto bene come stanno? Surgelati? Eccoli qua. Allora intanto, secondo voi, adesso non ridete però, questa è una coppia? No, stanno ognuno per cazzi suoi. Proprio ognuno proprio per cazzi suoi. E questo che cosa fa con la sua mano? Non molli, rimanga così. E che cosa fa con la sua mano? Tenga il microfono. Questa così. Gli darei uno schiaffo a questo stronzo di merda. Capito? Si sta tenendo le mani. Come può crescere sto ragazzo? No? Già c'ha gli occhiali, sorride, pure lui c'ha le mani dietro, pronto per la rissa. E questo è un sistema familiare, non so veneto, insomma, però insomma, sono belli nervosi sti ragazzi. E la moglie lo guarda e gli faccio dire qualcosa. Caro, fai qualcosa. Mi sembri caro, fai qualcosa. Ecco, queste sono le immagini. Adesso sono delle immagini molto semplici, ma le costellazioni sono molto più complicate. Però vedete già da qui come un figlio che sta in una situazione del genere, quale modello di maschile e femminile può prendere? No? Come si sente lei? Un po' spaesato. Si sente un po' spaesato, uno perché sente il campo, due perché
un figlio del genere non riesce a avere un modello sano, unificato, perché i genitori servono, come dicono anche un po' alcune culture, nei primi anni di vita a dare struttura e organizzazione della famiglia, ma nei primi anni parliamo fino a 14-18 anni. Ma se qui abbiamo una coppia che non si guarda e non guarda nemmeno lui, perché voi avete visto nessuno l'ha guardato, questa persona come può crescere senza un riconoscimento? Abbiamo un po' di informazioni importanti. Pure qualcuno mi telefona ogni tanto. Quindi impariamo alcune informazioni. Ognuno di noi è responsabile non solo della sua vita, ma delle relazioni che stabilisce con gli altri. E più è consapevole, e più gli altri possono crescere in maniera equilibrata. Ora sono un po' terrorizzato da tutti questi che hanno i bambini nel sedile di dietro, che hanno lo schermo, che vedono le televisioni con gli iPad. Cioè, sono un po' terrorizzato perché la comunicazione è l'unica cosa che serve nelle famiglie. Ma andiamo a vedere un altro aspetto. Prendo questa signora qua, sì, e prendo questo signore qua, sì. Fate il giro dell'oca lì, del gioco dell'oca, e andiamo a vedere che cosa c'è. Ci spostiamo tutti un po' più in là, meno che loro, voi venite qua, e andiamo a vedere che cosa c'è, venga, dietro a questo genitore qui. No? Mettiamo l'attenzione su questo genitore qui. E loro sono i suoi genitori. Come si sente lei? Non normale. E noi guardiamo un'altra informazione. Anche questi genitori non sono collegati tra loro. Nessuno dei due si guardano tra di loro, nessuno dei due guarda lui, nessuno dei due si dà una mano, si abbracciano. Sono dei genitori molto poco affettivi, diciamo, non anaffettivi perché è troppo. E quindi lui com'è? Solo. E questa solitudine lui non può fare altro che trasmetterla alla generazione successiva. È chiaro o no? Perché nelle costellazioni si dice tutto quello che non abbiamo ricevuto di amore, di calore, di affetto, non lo possiamo restituire e condividere. Per esempio, io immagino che lui con i suoi studenti che lo amano, che lì la televisione ha detto, eccetera, e sarà sicuramente così, lui gli ha dato una passione per tutto quello che è, per la vita, per l'amore, che magari quelli faranno i filosofi, gli psicologi, perché lui ha trasmesso quello che lui è. E questo è il messaggio migliore tra esseri umani, trasmettere quello che è il tuo sentire. E questo è, come dire, l'obiettivo della vita sulla terra, secondo me. Però ci vogliono far credere che invece è comprare, vendere, tradire, uccidere, eccetera. Io faccio questa cosa e cerco di risolvere, di aiutare con le costellazioni questa cosa. Voi lo vedete il suo non verbale com'è? Totalmente chiuso. No? Totalmente chiuso. Quindi fatemi vedere che è stata a fare. Capito? No? No, ma no, lei rimanga così, sia tranquillo. E gli faccio dire una cosa, guardate che cosa succede. Caro papà. Devo dire. Caro papà. Grazie, guardi lui, grazie della vita che hai portato fino a me. Grazie della vita che hai portato fino a me. Grazie al fatto che tu hai detto sì. Grazie al fatto che tu sei adesso qui. Hai detto sì.
Hai detto sì. Io oggi sono qui. Io oggi sono qui. E questa è la cosa più importante per me. Questa è la cosa più importante per me. Avere una vita. Avere una vita. E tu fai quello che vuoi della tua. E tu fai quello che vuoi della tua. Sentite come si è mosso lui emotivamente? Perché questo è il lavoro delle costellazioni. Lui adesso stava di fronte a suo padre, anche se questo è un perfetto estraneo, perché lui ha rivissuto quello che non è riuscito mai a dire a suo padre. E questo è estremamente terapeutico. Non so se mi spiego. E sentiamo com'è per il padre. Cosa sente adesso? Io sento niente, sono qua. Ma rispetto a quello che lui ha detto. Ah, ti ringrazio figlio mio. Sì. Hai- Sente un sentimento di gratitudine. Sì? Ecco, quando i nostri genitori vedono che il figlio li riconosce, sentono un sentimento di gratitudine. Perché il problema fondamentale è che la società ci ha addestrato ad avere aspettative e pretese di come dovrebbero essere i nostri genitori. Il patto animico è: ti do il mio DNA che ti servirà nella vita per fare quello che tu vorrai. Invece lui non era così, non ho chiesto io di nascere, è colpa vostra, e qui e là, perché siamo stati addestrati a dare la colpa agli altri. Assumiamoci la responsabilità. Non so se sono stato chiaro. Assumiamoci la responsabilità. E poi, se nostro padre si gioca tutto con le prostitute, fa il playboy, spara, uccide, è il suo destino e lui della sua vita fa quello che crede. È chiaro o no? Invece tutto questo gioco è il senso di colpa della Chiesa Cattolica, che tu non dovevi fare così, la morale civile, la morale corrente, la cosa peggiore, la morale corrente. Bisogna vedere le situazioni. Com'è per la mamma? Cosa sente? Ma io ho visto mia figlia, cioè quello che vorrei che mia figlia mi dicesse, una figlia in particolare. Ecco, vedete, nel processo le persone ci mettono dentro se stesse e ognuna di loro guarisce un po', no? Perché lei è entrata in risonanza. E mettiamo che è sua figlia, dice: mi fa piacere che mi hai detto questo. Mi fa piacere che mi hai detto questo. Allora, per una cosa sistemica che non sto qui a spiegare, che ci vogliono ore, dato che siamo tutti connessi, e lui lo sa benissimo, ma tutti voi lo sapete, siamo tutti connessi, ma io per esempio quando litigavo con la mia ex moglie mi facevo lavoravo in un servizio psichiatrico verso Latina, avevo un'ora e mezza di macchina, mi facevo certe chiacchierate, ma brutta stronza di merda, capito? E arrivavo a casa e eravamo tranquilli, perché tutto quello che gli dovevo dire nei 80 chilometri glielo dicevo, capito? Perché era liberatorio, ma lei lo sentiva, perché tutto arriva, no? Quanto quello di te potesse prendere un colpo, com'è? Me l'ha tirata qualcuno qua. Com'è sta cosa? Queste cose sono vere. Quindi può darsi che lei torna a casa e magari la figlia ha un altro atteggiamento. Perché? Perché si chiamano costellazioni familiari? Perché è un sistema di informazioni che comprende tutto il sistema familiare. E quindi se io modifico lei nella percezione, per esempio consapevolezza di mi farebbe piacere che mia figlia mi dicesse questo, però dato che ci sto anche io qui su questo palcoscenico, gli dico: signora, ma sentite questa domanda, come è furbetta, signora, ma chi è che deve riconoscere chi? Vabbè, ce lo dice la prossima volta. No, non devo avere aspettative perché se no sto male, quindi io... Questo però bisogna fare come gli ufficiali, no? A domanda risponde: chi è che deve riconoscere chi? Come dai carabinieri, chi è che deve riconoscere chi? Io, il genitore. No.
sono i figli che possono, se vogliono, riconoscere con umiltà e gratitudine il dono dei genitori. Se lo fanno, bene, se no, a Roma si dice, non lo so qui, a Roma si dice sti cazzi, ma forse si dice, non state a riprendere, vero no? Si dice sti cazzi, cioè i genitori non sono tenuti ad essere riconosciuti e valorizzati dai figli. Se il figlio riconosce l'impegno a pulire le cacchettine, a fare il bagnetto, a portarlo col passeggino, a comprargli la giacchetta, se il figlio riconosce questo, bene. Se il figlio non riconosce, niente, ma lei sta già nella posizione sbagliata. Sì. Riconosco mio figlio come un'altra entità diversa da me. Sì. In questo senso io devo riconoscere che il figlio è un'entità diversa da me. Nelle mie Così l'ha detta, così è giusto. Cioè se lei riconosce il figlio, vabbè, non è una colpa. No, so che stiamo nel Veneto, c'è tutto il cattolicesimo, quindi tutto quel senso che uno appena dice che ore sono? Ma non è colpa mia se non ho l'orologio, ho capito, io ho chiesto che ore sono, non ho chiesto se è colpa tua o no. Qui il Veneto, con i sensi di colpa, ci andiamo. Ma io vengo dal Friuli, che quindi è ancora peggio, non vi credete. C'abbiamo pure quello con lo zeppo sopra, che c'è il nostro Giovanni Giuseppe lì, come si chiama? Austro-ungarico. Quindi, se voi vedete, io gli ho fatto solo vedere una cosa e lei è entrata subito in sistema difensivo. Ma perché? Perché questo è il campo ambientale qui. Non ho sbagliato io, No, non ho fatto sbagliato io. È il lato Velox non funziona, non ho sbagliato. Perché? Perché il gruppo collettivo qui è ho fatto qualcosa. Come ti sei comportato? Beh, a Roma non è come cazzo mi pareva. Va bene. Qui invece come ti sei comportato? No, stai attento, Che cosa dirà la gente? Capito? Quindi qui c'è una mentalità, ma non è che è colpa vostra, è che le generazioni hanno creato questo sistema di informazione e quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato, tutti che lo stanno indicando col dito. Adesso faccio l'ultimo pezzo. È carino come sistema per vedere le cose, perché ognuno vede le cose sue. E diciamo, caro figlio, ti affido al destino che hai scelto. Ti affido al destino che hai scelto. E alla tua famiglia. E alla tua famiglia. Vediamo che succede. Perché io non posso intervenire più di tanto. Sì. Un po' a fatica. Perché mi guarda sempre a me. No, cioè, mi guarda sempre a me. La famiglia sua qual è? C'è una moglie qua? Io e lui? Ma guarda sempre da un'altra parte, la famiglia non la. Vedete? Era così, è così, perché uno non se ne accorge, ma inconsciamente fa sul palcoscenico quello che. Lui è diventato rosso. C'è una cosa circolatoria, non le viene l'ictus, non si preoccupi, non si arrabbi, non ne viene. Però, ecco, stiamo così, no? Guardiamo questa cosa, guardiamo questo particolare che è molto interessante. Questa madre che sostiene il figlio, no? Però abbiamo una relazione che al figlio pensaci tu. È chiaro? Perché una famiglia, adesso normale non esistono, però una famiglia normale starebbe così. Cioè, no, non in mezzo. I genitori stanno dietro, no, tieni dritto. I genitori stanno dietro e proiettano il figlio verso il suo destino. Non so se stiamo chiari. Lo sostengono come l'arco con la freccia. Qui invece abbiamo una famiglia Adams, no, nel senso che, no, per dire che stanno tutte e tre sulla stessa linea e non c'è un livello generazionale distinto, cioè i genitori vengono prima e i figli vengono dopo. Però ci sono anche delle famiglie in cui non stiamo parlando, vieni con me, genitori anziani, stiamo parlando anche di genitori, venite avanti, vai indietro. Ci sono anche delle famiglie in cui il figlio, che magari ha 5 anni, 7 anni,
con la pipì a letto, con qualche altro comportamento strano, si occupa di far stare insieme questi genitori, che magari uno guarda di qua e l'altro guarda di là. Allora, quando voi vedete che ci sono dei bambini che hanno dei problemi, ricordatevi sempre, questo si dice in neuropsichiatria infantile, fino a 7 anni i problemi bisogna rintracciarli dentro i genitori. Bisogna andare a fare l'anamnesi dei genitori, perché sta dentro di loro il problema. Il bambino non è altro che un epifenomeno, cioè una manifestazione di quello che è il comportamento dei genitori. Però ci stanno ragazzini che o con la pipì a letto o che picchiano altri ragazzini a scuola, eccetera, no? Che li convoca la maestra, non fanno altro che creare un tale casino affinché questi due finalmente possano parlarsi. Ma di che si parlano? Di quello che ha fatto la pipì a letto, che ha menato al compagnuccio, e lui evita il pensiero che questi si possano separare. Lo capite com'è? Guardate che mediamente il 30% fa la pipì a letto, perché ci stanno dei momenti da 0 a 7 anni in cui la coppia, calcolate che dobbiamo pensare pure questa cosa importantissima, che i primi 30 anni della vita la società ai giovani gli porta via tutta l'energia, perché devono fare una coppia, devono fare una famiglia, devono trovare un lavoro, se devono comprare la macchina, devono fare le vacanze, devono andare in giro il mondo. Quello è il momento più forte dell'energia di un ragazzo, e gli cominciano a mettere tante richieste indotte, cioè falsi bisogni, per cui loro devono spingere al massimo, e molte volte si trovano che tra tutte queste cose devono tentare di tenere insieme pure questi due, che magari ormai la loro storia è finita, no? Questo è un teatrino che abbiamo fatto stasera tanto per giocare, niente di più. Però ci guardiamo con la Salvador, ci abbiamo guardato l'altra volta una cosa su quello che ci succederà, e vogliamo vedere se ci abbiamo preso, quindi vediamo che succede adesso. Allora facciamo così. Se volete spostare. Sì, vogliamo farlo in cerchio? Sì, scendiamo e facciamolo in cerchio. Sì. Grazie, grazie. Dai. Sì. Sentite, guardate che cosa incredibile che è successa. La signora, dillo a tutti. Allora, io sono una cantante, qualcuno mi conosce, e ho cantato live alla conferenza dell'acqua per Rupert Sheldrake, che è lo scienziato a Francoforte alcuni anni fa. Ha capito? La signora ha cantato per Rupert Sheldrake, che è uno dei costellatori più importanti. Allora, vogliamo vedere questa cosa qui? Voglio farvi fare una cosa molto carina. Siete tanti e voglio farvi fare una cosa che lavorate tutti e vi funziona a tutti. Facciamo? Prima di fare questa cosa su quello che accadrà, facciamo una fila di donne qua. Chi vuole venire? Una fila di donne qua. E una fila di uomini qua. Più siete, più meglio è. Vieni. Allora, ognuno di voi ha una donna davanti. Se per caso è la vostra moglie, fidanzata, no. Scambiate con quella a fianco, facci tu, quella la frequento tutte le sere, prendila tu per questi 10 minuti. Quindi lei è con lei è con lui. Si siede? Lei non vuole partecipare? Venga. Qua. Lei è la moglie di lui? Allora si metta là, così facciamo mamma e figlio. Voi due, anche lì, le troviamo le due donne? No, ce l'abbiamo due donne. Voi due, anche tu, mettetevi qua.
Prego, signore. Ok, allora questo adesso è un po' come l'universo, no? Signora, si metta là pure lei. Le donne sono sempre di più. Vabbè. Vada in fondo all'ultimo posto laggiù. E vabbè, dopo, no, dagli uomini, faccia finta di fare l'uomo adesso, per questa vita fa l'uomo. Allora, ognuno di voi ha di fronte una donna. E allora noi adesso per ora andiamo sull'orizzontale e vediamo come una donna si rapporta a un uomo. Come fa la donna, andando lentamente, ad entrare in relazione con un uomo. Quindi voi potete muovervi molto lentamente e tentare di attrarre l'uomo. Non è una cosa tantrica, è una cosa normale, è il femminile che attrae il maschile, cioè non c'è niente di sesso. Non vi scambiate i numeri alla sera, ognuno torna col marito suo e la moglie sua. Cominciamo a fare, non stiamo qui in parrocchia, no, vabbè, insomma, in altri posti. E vediamo poi dall'altra parte come l'uomo fa un movimento per andare verso la donna. Piano piano. Guardatevi, state in silenzio e cercate di entrare in relazione con la persona che avete davanti. Entrate semplicemente, guardi, si accomodi pure lei, che ci serve uno bravo, venga, metta qua, metta qua, pure lei perché non entra? Ti fa bene, Sì, ma di qua mi fa bene. Piano. Oh, piano. Che è qui? Questi sono mandrilli, un attimo, non ho dato mica il via. Ritornate tutti ai vostri posti. Ma che scherziamo qui? Cioè, se giri un attimo già stanno a scopare. Ma fermi! Cazzo, fermi un attimo, no? Calma. Cioè, se lei è un po' col pizzetto, capito questo qui? Già stava addosso. Ma vi conoscete? Però potrebbe essere, vabbè. No, cerchiamo di essere un po' seri. Io scherzo molto, però cerchiamo di essere un po' serio, perché ognuno di voi, mentre va verso l'altro, cerca anche di capire com'è il suo andare verso l'altro, se lo guarda, non lo guarda, se gli guarda le tette, gli occhi, cioè quello che cerca veramente in una relazione, capito? Cioè, state un attimo introspettivi se potete. Un attimo solo vi do il via perché vi metto anche la musichetta che aiuta. E guardatevi, cercate di entrare in relazione com'è la vostra relazione con il maschile e col femminile. Se voi lo rispettate, non lo rispettate. Silenzio. Quello che hai di fronte, ognuno ce n'ha uno. Andate piano, piccoli movimenti, dovete aspettare il segno di assenso dell'altro, perché sennò vi muovete in modo automasturbatorio, andate dall'altro senza che l'altro vi abbia detto sì, no, forse. Siate seri. Non guardate quella a fianco. Vedete, è esattamente quello che succede in una relazione di coppia. Sono passi lenti proprio per capire se l'altro ci corrisponde. E vedete, le donne sostengono sempre gli uomini.
Ecco, molti di voi sono riusciti a entrare nella relazione col maschile e col femminile. State semplicemente gli occhi negli occhi e aiutatevi con fiducia. L'uomo aiuta la donna e la donna aiuta l'uomo. Ognuno con la sua velocità, bravissimo, bravissimo, ma non con le mani in tasca. Non state tradendo nessuno, state entrando, voi maschi, nella relazione col mondo femminile e voi ragazze o donne nella relazione col mondo maschile. E a volte non succede, però chiedetevi perché non succede. Ognuno si guarda al suo pezzo. Guardate l'altro come vi guarda e se vi dà fiducia. Poi ci sono quelli che cercano di portarsela a casa, cioè nel senso che la prendono e se la portano dalla parte loro. No, state nella relazione. Dove vi siete incontrati è il punto giusto. Perché quello che se la porta a casa la può portare da papà, da mamma, capito? La vuole inglobare nel suo sistema familiare. Andiamo a pranzo da mio padre, da mia madre, e allora chi stiamo nutrendo? La nostra coppia o qualcun altro? Ok, state così. No, state andando bene, però, Sì, sì, perché molte volte le relazioni partono da lontano. Ok, ritornate i maschi nella loro fila dietro, le donne nella loro fila davanti. Ringraziate il vostro partner per la collaborazione. State nelle file e adesso facciamo una cosa verticale. Guardate che cosa. Qui le donne sono morte, c'è stato un omicidio, un xoricidio. Ci siamo perse. Venga lei, fa un buco. Dove sta? Che è scappata a fare le commissioni a casa, c'è la lavatrice da fare. Andiamo, no? Adesso noi ci giriamo in questo verso qua. E qui abbiamo la figlia, la mamma, la nipote, la bisnonna, la trisavola e si va. Ok? Questa è la genealogia del femminile della famiglia. E qui abbiamo gli avi, no? I trisà, questo è delle guerre puniche, sarà questo, no? Poi andiamo più avanti, Medioevo, fino a questo qua. Quindi guardate in là. Allora, praticamente questa è la genealogia del femminile, quindi per lei questa è sua madre, questa è sua nonna, questa è la bisnonna e questa è la trisavola. Per lei questa è lei, questa è sua madre, la nonna, la bisnonna, la trisavola e su di là. Ci siamo? Per te, tu sei figlio, questo è tuo padre, nonno, bisnonno, trisavolo, ok? Ok. Ci siete? Sentite quanta energia vi parte da dietro la schiena. Se sentite questa energia, alzate una mano se sentite l'energia che vi parte da dietro la schiena. Piano piano, ok, bravi, vedete? Siamo arrivati quasi al 70% perché c'è chi l'alza così la mano, non mi potete far vedere, poi c'è quella che fa così, però l'energia scorre. Giro lei, abbassate le mani, scusate.
dico, cara mamma, adesso ti vedo. Sono contenta. Cioè, cerchiamo di fare quello che dico io per adesso, poi dopo se voi avete i quiz un po', no, dite quello che vi pare dopo, mi dici, senti, ti devo dire una cosa, cara mamma, adesso ti vedo. Ecco, qui abbiamo una prima informazione e lo sa lei, non ve la interpreto, però si capisce che lì c'è un conflitto con la madre, o no? Yes, bravo. E infatti si sta comprimendo, diventa rossa, verde e blu, però tanto processa. Capito qual è il lavoro delle costellazioni? Che uno viene messo lì e processa. Poi viene fuori quello che deve venire. Caro papà, adesso è sempre chiuso questo. Caro papà. Caro papà. Ma non devi dire quello che lo sente, lo devi sentire. Sì, Caro papà, adesso ti vedo. Caro papà, adesso vi vedo. Come cazzo dici queste? Adesso mi vedo, adesso ti vedo. Di dov'è lei? Di Napoli? Più giù, di Salerno. No, perché c'è uno dice caro papà, adesso mi vedo, quello dice che cazzo figlio è venuto fuori. Adesso riproviamo, dai. Caro papà, Caro papà, adesso mi vedo. Oh, ti vedo. ti vedo. Com'è un papà che sente così? Difficoltà. Sono contento di vederti, dai. Ecco, dai, abbracciamo. Vediamo un po'. Adesso questo lavoro qui lo facciamo a salire. Lui guarda suo padre, entrate nel movimento, entrate, datevi 2 respiri. Lei guarda sua madre, entra nel movimento, si fa 2 respiri, capito? Ognuno di voi lavorerà in funzione di padre, anche se non è mai stato un padre, e in funzione di figlio, capito? Con uno estraneo, però in quel momento quando si gira e lo guarda, lui sa che in quel momento c'ha l'immagine di suo padre lì di dietro, capito? E vede tutto quello che va, dice questo mi sta sul cazzo, gli rompo cazzo le palle, va bene? Vai. Caro papà, adesso ti vedo. E vedete se riuscite a abbracciarvi o no. Cara mamma, adesso ti vedo. E vengo verso di te. Allora, la sentite che questa con la madre c'è una relazione spettacolare per come è il tono della voce e l'ha abbracciata? L'avete sentito? Dovete imparare, la percezione è tutto questo, imparare come le persone si muovono. Se noi andiamo a vedere qui, lui è timido e molto probabilmente ha avuto una relazione con un padre un po' autoritario e quindi lui non riesce a esprimere tutto l'amore. Capisci? E qui conferma? Più o meno. Sì, siamo come neocatecumenali, confermo. Confermo, anche a me è successo, capito? Mio padre veniva dalla seconda guerra mondiale e quindi aveva grossi problemi e io come figlio ho fatto anche il padre oltre che... Bravo, quello che hai fatto prima lassù. Più o meno. Hai visto? Guardate com'è, ma il campo è così. Risentiamo lui, adesso che avete fatto attenzione. Caro papà, adesso ti vedo. Formale. Però è arrivato? Sì, è arrivato. E ti do un posto nel mio cuore. E ti do un posto nel mio cuore. E ti abbraccio. Con gratitudine. Con gratitudine. Ok, andiamo di qua. Qui questa già sta io piango piangendo sempre. Ancora non siamo arrivati a lei, però vabbè. Speriamo bene. Vediamo questa come va. Andiamo da mamma, signor. Com'è? Cara, faccia 2 respiri. Non mi stringa i pugni così che mi sembra che può andare a fare un incontro di pugilato. Cara mamma, No, ma un po' più col cuore, signor, perché cara mamma adesso ti vedo e mi sembra pericoloso. Aspetti, stia calma, lei che devo vedere questa come... cara mamma, adesso ti vedo e ti abbraccio. Ma questa è andata meglio, eh? Un po' meglio. Andiamo avanti. No, fermo. Lui c'ha l'idea del fallo, vedi, lo prende lui subito.
No, fermo. Caro papà, adesso ti vedo. Bravo. Sentite il cuore come parla? Sentite, è proprio da lì, caro papà. Adesso ti vedo. Sentite come funziona? Come va? Mi devo girare. Cara mamma, adesso ti vedo e ti abbraccio forte. Ora, vedete, in questa situazione qua abbiamo imparato una cosa, che lei abbraccia da sopra. Quelli che abbracciano da sopra sono i più grandi. Quindi lei si è presa cura di sua madre. Ci siamo? No, 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 no. No, perché anche se non è più alta di statura, uno che è piccolo, questa è una piccola, una bambina piccola, la bambina piccola abbraccia sempre da sotto, mentre invece loro due vanno proprio che lei fa la piccola, si butta da sotto. No, no, ma non è la statura, dai retta. Vai. È bello come aspettare di abbracciare proprio papà e la propria mamma, vero? Anche se è una simulata, però fa. Caro papà, adesso ti vedo e ti abbraccio. Bellissimo. Lo sentite il cuore quando parla? E questo è quello che funziona nella vita. La comunicazione originaria. Cara mamma, adesso ti vedo e ti abbraccio. Lo vedi che va sotto? Lo vedi che va sotto lei? È la più giovane, no? Ma lei va da sotto, è stata sempre la cocca di casa. Qui va bene che va sotto, qui va bene che va sotto perché è la mamma questa, ma con la figlia no. Scusami. Caro papà, ti voglio bene, ti vedo, fatti abbracciare. Qui si sono un po' sostenuti l'uno con l'altro, lui ha fatto un po' da genitore, vedete? No, non riesce ad andargli sotto e prendere l'abbraccio perché sentite che quello lì è un abbraccio di uno piccolo che va dal grande e si butta sulla cosa, invece così dice sa metà per uno, capito? Facciamo un po' per uno, vai. Cara mamma, adesso ti vedo e ti do un posto nel mio cuore e ti abbraccio. E grazie per tutto quello che hai fatto per me. Voi vedete che le persone che non hanno delle difficoltà entrano nell'abbraccio, pam, e questo funziona anche con la compagna, col figlio, con tutti. Aspetta, respira. Fai 2 respiri. Caro papà, adesso ti vedo dopo tanto tempo. Cara mamma, ti vedo e ti abbraccio e ti do un posto nel mio cuore. Perfetto, questi sono andati benissimo, anche loro. Meglio? Sì, sì. Poi ancora un po' d'abbraccio? Sì, tagliano ancora. Lo vedete che lui ha ancora bisogno dell'abbraccio, perché piange e ne ha proprio bisogno. Vai. Caro papà, adesso ti vedo e ti abbraccio. E ti do un posto nel mio cuore. Sapete, prendere un abbraccio non è poco, eh? Là. Cara mamma, ti vedo e ti do un posto nel mio cuore. E ti benedico ovunque sei. Fermo. Caro papà, adesso ti vedo. Caro papà, finalmente ti vedo e ti abbraccio. Va bene, via. Cara mamma, adesso ti vedo
e ti do un posto nel mio cuore. Grazie per tutto. Veramente. Caro padre, io ti ho sempre visto e ti rivedo anche adesso e ti abbraccio e ti do un posto nel mio cuore da sempre. Genitoriale? Genitoriale? Ti occupi tu di tuo padre? Sì. Vabbè, però ti serve da capire da come abbracci il ruolo che hai fatto. Hai fatto il papà di tuo papà. Giriamo qua. Caro papà, adesso ti vedo e ti abbraccio. Ti do un posto nel mio cuore. Ovunque tu sei con me. Cara mamma, adesso ti vedo, ti do un posto nel mio cuore e ti ringrazio per quello che hai fatto per me. Com'è per te? Bello, eh? È forte, perché uno se lo vede da fuori non lo capisce, se lo prova è con le sue emozioni, cioè sta lavorando. Via. Ma te ne da un altro. Vuoi fare il papà di lui? Vuoi fare il papà di lui? Tu sei fratello, che sei il fratello? No, perché hai i capelli uguali. Però vabbè. Vabbè, adesso tornerà. Adesso te ne da un altro. C'è sempre un padre sostitutivo, no? Nella vita c'è stato sempre un padre sostitutivo. Ma come preferirei di no? Avrai avuto un amico al posto di tuo padre che ti ha tirato su, uno zio o qualcuno? Sì. E allora mettiamo lui, va bene, no? Ok. Caro papà, adesso ti vedo, sei sempre stato nel mio cuore e ti abbraccio. Cara mamma, ti rivedo. Sembra un editto. Piano piano, un respiro, così una cosa. Cara mamma, ti vedo, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me e ti abbraccio. Grazie. Sembrava un editto. Allora, caro babbo, adesso ti vedo. Quello che vuoi dire, non ti devi tenere. Caro babbo, adesso ti vedo, però se eri più presente avevo più piacere, ma comunque ti abbraccio. Vuoi provarlo? Provalo, dai. Pure tu, ragazzo, provalo, che è carino questa cosa. Però devo mettere un altro in mezzo. Prendo a te, mi servi te. Se ti ho visto e ti nascondevi, quindi ho detto ecco qua. Mettiti qua perché... Qua. Allora, eccoci, via. Respira. Cara mamma, adesso ti vedo. Vedo il tuo dolore, ma anche il tuo cuore e ti abbraccio. State abbracciati quanto vi serve, non state così. Come è andato con sto padre che gli hai detto? Molto bene, molto anche a te, vediamo come va. Lui devi guardare, non me. Cosa devo dire che non mi ricordo? Non te lo dico io, tu guarda lui. Caro papà, ti vedo, ti ringrazio per la vita, ti ringrazio per la vita che hai portato fino a me con la mamma, che hai portato fino a me con la mamma, ti do un posto nel mio cuore, ti do un posto nel mio cuore, ti affido al tuo destino, ti affido al tuo destino e ti abbraccio. Bravo. Hai visto che padre amorevole che c'hai, proprio da proprio crank. Vai. Vieni qua a provare il suo pezzo, ti fa bene. Pure tu, vieni un po' qua. Ferma. Stai sempre che ti chiudi. Com'è sta storia? Cerca di stare. Guarda, vedete, lei sta sempre chiusa nelle relazioni e denota un problema in cui qualcuno è stato chiuso con lei e quindi lei
soffre di questa chiusura degli altri e dice prima che l'altro mi chiuda, mi chiudo io, giusto? Quindi bisogna, capito? Cara mamma, grazie lo stesso. Ha detto grazie, fermi, rifacciamo come Cara mamma, ti do un posto nel mio cuore anche se mi costa fatica. Grazie lo stesso. Grazie lo stesso. Lei fa il papà e lui fa il figlio. Caro papà, adesso ti vedo e ti do un posto nel mio cuore e ti ringrazio per come sei stato, per come hai voluto essere vicino a me e come sei riuscito a essere vicino a me. Hai fatto del tuo meglio, papà. E io lo capisco. Adesso lo capisco. Vedi, lui è genitoriale anche lui un parte, cioè lui che si prende cura del padre. Lo vedete? È così. Generalmente quando un padre non è proprio centrato, il figlio fa di tutto e si mette al suo posto, cerca di fare quel meglio che gli riesce. Siamo qui, meglio? Sei forte, piano piano. Devi sviluppare l'intuizione perché ce n'è tanta. Cara mamma. Sentite questa, proprio uscì con questa cena, vi trovate maschi spogliati senza che nemmeno ve ne accorgete. State già in déshabillé col bicolo che gira, però capite, sentite che voce di cuore, che uno dice vabbè mi arrendo, sposta il marito qui, è sempre quello là. Ah, vedi? Vedi che ha capito tutto, è andata male col papà, però con la moglie l'ha scelta, dice questa non l'ho toppato, ma questa l'ho presa, l'ho centrata. Sentite che voce. No, sei tranquillizzi. Cara mamma, adesso ti vedo e ti abbraccio. Vedete? Questa è una relazione con la madre, ce l'ha avuta, l'ha funzionata. E secondo me molte volte noi troviamo delle compagne o dei compagni che hanno avuto una buona relazione col padre e la madre e questa a noi ci compensa. Cioè magari io ce l'ho avuta devastata, però trovo una compagna o un compagno, quello che uno che deve trovare, che ce l'ha avuta buona, dice senti sto vicino a te, che a te ti è andata bene, speriamo che mi va bene pure a me. Vai, facciamo di qua. Piano, c'è già l'attacco, che piano, zac. Che questa è così, questa abbiamo la Ferragnez qua, dove sta? Sta nascosta lì, guarda come controlla, la Federica, sì, la Francesca. Non guarda a me, devi guardare a lei, la madre è lei. Cara mamma, sì. Sì. Cara mamma, grazie della vita che hai portato fino a me. E di tutto quello che hai fatto e soprattutto di tutto quello che non fai perché mi sento più libera e ti abbraccio. Capito? Perché molte volte un genitore se fa troppo è troppo, basta, adesso non è che andiamo troppo in fondo. Sì. Qui c'è suo padre, anche se è giovanotto, però lui è mio. Lui? Non avevamo ancora capito. Lei è il figlio? Il figlio. Apra lei qui. Ok. Caro papà. No, però me lo deve guardare in faccia. Perché lei se mi guarda caro papà e guarda di là. Allora pensa al Papa. Caro papà. Grazie
Grazie di essere venuto prima di me. Grazie di essere venuto prima di me. E di avermi portato la vita insieme alla mamma. E di avermi portato la vita insieme alla mamma. Grazie a te, papà. Grazie a te, papà, per tutto quello che hai fatto. Io sono qui. E ti ringrazio. E ti abbraccio. Mi serve, lei può venire? Mi serve qua, perché così questo ragazzo, rimani qua, l'ultima. Cara mamma, Sentite anche lei com'è dolce. Grazie per la vita che hai portato fino a me. grazie per la vita che hai portato fino a me. Ti sarò sempre debitrice. Ti sarò sempre debitrice. Ti abbraccio con amore. E ti abbraccio con amore. Bravi, bellissimi. L'ultimo è lui, quindi è chiaro, guardi lui. Caro papà. Caro papà, Grazie. Oh, grazie che ci sei stato. grazie che ci sei stato, Così come sei riuscito a starci. così come sei riuscito a starci. Mi estraggo da ogni giudizio. Mi estraggo da ogni giudizio e ti abbraccio, papà. Anche lui genitoriale, lo vedete? Anche lui c'ha il modello che si prende cura. Ok? Adesso riguardiamo tutti là un attimo e sentite l'energia che vi passa. Vieni più avanti, sentite l'energia che vi passa. Sentite, chiudete gli occhi e sentite l'energia della riconnessione tra il vostro maschile e femminile. Lasciate le braccia lungo il corpo, se no se chiudete il circuito non passa lo straniero. Sentite proprio l'energia che passa. Venite un po' più avanti voi due, vieni più avanti. Sentite proprio l'energia e riconnettetevi con i vostri avi e con le immaginarie famiglie o figli che avrete nel futuro o nipoti o quello che sia. Sentite proprio, mettete le mani leggermente aperte verso indietro, come se sentisse l'energia che viene da dietro. E respirate. È chiaro che è un'esperienza, chi non lo prova non lo sa com'è. Però lei si può mettere qua, lei può venire là. Venga. Si mette dietro. Sentite, e questa è la forza del maschile per gli uomini e del femminile per le donne. Sentite questa onda. Sono le linee guida delle onde dell'universo. E adesso piano piano riaprite gli occhi e guardatevi tra la fila degli uomini e tra la fila delle donne. Giratevi e guardatevi. E sentite che qualcosa è cambiato rispetto a prima? Come se foste come uomini con una maggior radicamento e consistenza e come donne con un'apertura di cuore e delicatezza. Li guardate con meno timore questi uomini, con meno, dice ma chi so questi? Vabbè, ne prendiamo un'altra. Scalate un po'. Vabbè. L'idea è quella, ma anche due uomini possono guardare la stessa, cioè non è che sì, e anche due donne possono guardare uno stesso. Ok, e piano piano vi riavvicinate un'altra volta e sentite come cambia, vi riavvicinate e sentite come cambia la situazione. Piano piano. Sentite quanta consapevolezza c'è nell'incontrarvi. Tieni, vai là in mezzo che non te la senti. Aspetta, mi fai una mano che loro hanno una donna in due, ti vai a metterli in mezzo, aspetta, qui in mezzo a loro. Vai là, vai, ecco. Sentite questo scambio toccando le mani del vostro partner, dell'energia maschile e femminile. Sentite come se ci fosse un volano e di che ricchezza c'è
tra il maschile e il femminile. Fatelo pure voi due, poi andate via. Andiamo via, abbiamo finito. Se volete, eh? Ok, ispirate, ringraziate il partner. Se volete tornare ai vostri posti, non so che ora abbiamo fatto. Io sarò qui a Vittorio Veneto